Sì, le ragazze sono state bravissime, ci tenevano tanto a congedarsi dal nostro splendido pubblico in questo modo e siamo riusciti a vincerla nonostante eravamo vincite sotto e veramente brave, complimentissimi a loro. Abbiamo chiuso il campionato con 3 vittorie casalinghe consecutive, raddrizzando un po' quello che era stato un po' un cruccio della stagione regolare. Diciamo che alla fine chiudiamo col sorriso anche col 9° posto. Sì, assolutamente sì. È chiaro che il cruccio sono riferite a 3 partite con Crema, con Luca in casa e a Valdarno, però è anche vero che abbiamo vinto partite, come dico sempre, a Ragusa, a Campobasso, oggi in casa con Campobasso, sono squadre molto attrezzate, quindi sicuramente forse si poteva arrivare a ottavi, però comunque l'importante era evitare la zona play-out e dare a San Martino la possibilità di disputare un altro campionato il 10° anno di fila in Serie A1, quindi alla fine ci siamo riusciti, ecco. Permettimi di ringraziare il mio presidente, Lele Giuliati, che è veramente unico, ha fatto cose incredibili. Abbiamo visto anche stasera la festa VIP che ha organizzato la società, quante bambine abbiamo avuto, ci dà sempre la massima disponibilità, non ci mette mai pressione e quindi lo devo ringraziare assolutamente, perché veramente è un presidente veramente in gamba e gli faccio i miei complimenti, lo ringrazio pubblicamente. E ringraziare il mio staff composto da Marco Turi, il mio assistente, veramente molto competente, che mi ha aiutato sempre. La stessa cosa con il nostro preparatore atletico Mattia Gubiolo, Elena Gasparin, la nostra fisioterapista, che chiaramente è arrivata quest'anno, e il dottor Freschi, lo chiamo, Nicolò, perché è veramente onnipresente ed è veramente super competente come gli altri membri dello staff. E quindi volevo ringraziarli per avermi sempre supportato, oltre a loro anche Luciano Vigiani, che è il nostro team manager, che è sempre stato disponibile a organizzare trasferte, a organizzare tutto quello che c'era da fare. Quindi permettimi di ringraziare anche loro. Io ti chiederei un'ultimissima cosa: c'è ancora un impegno per chiudere la stagione, un impegno comunque prestigioso, come lo affrontiamo questa Coppa Italia a Campobasso? Ma l'affrontiamo cercando di non fare un viaggio a vuoto, però sappiamo che, cioè nel senso, andare a Campobasso trovi Venezia, vogliamo metterci, fare il possibile per fare del nostro meglio, sapendo che Venezia fa parte di un campionato a sé, nel senso che assieme a Schio, Virtus, diciamo, e anche loro sono, diciamo, le candidate per lo scudetto, per la vittoria finale, quindi sono squadre molto attrezzate. Ci abbiamo giocato anche domenica scorsa e abbiamo visto insomma che fisicità hanno, però voglio dire, perché non dobbiamo provarci, insomma, assolutamente sì, sapendo che non sarà facile. Sì, sono arrabbiato, io cerco sempre di essere abbastanza lucido alla fine, ma oggi sono arrabbiato perché una squadra che deve lottare per un obiettivo non può negli ultimi 2 minuti giocare in quella maniera. Quindi sicuramente una sconfitta che fa male, una sconfitta che onestamente non doveva arrivare, perché una squadra che deve costruire una mentalità nello sprint finale non può smettere di giocare a 2 minuti e mezzo e prendere un break così importante. Quindi sicuramente c'è da lavorare, su quello non c'è dubbio. Sì, sicuramente questo è il primo grande rammarico, non me ne voglia Venezia, ma giocare tra Schio e Venezia c'è differenza. E purtroppo stasera, ripeto, abbiamo buttato un'occasione per noi troppo ghiotta e importante, però non ci possiamo fare nulla. Adesso testa alla Coppa Italia, incontreremo Bologna, sappiamo che sarà difficilissima, però dobbiamo provare a scalare questa montagna e a fare un qualcosa che per noi sarebbe storico, però ripeto, sicuramente non possiamo giocare come negli ultimi 2 minuti. Sì, l'abbiamo proprio ripresa con il cuore anche, direi, perché sembravamo oramai, diciamo, destinate a lasciarla andare, invece c'è stato quello step in più che magari ci è mancato in alcune partite, lo abbiamo avuto alla fine qui nell'ultima partita, con dei canestri fondamentali, con delle giocate fondamentali, con una difesa aggressiva. Ci aiutavamo, insomma eravamo tutte proprio lì sull'obiettivo e l'abbiamo ripresa con il cuore, quindi
Mi sento di dire che è davvero il giusto e meritato riconoscimento per per il pubblico che ci ha seguito, che oggi era numerosissimo, il palazzetto era pieno ed è stato bellissimo vederli gioire, saltare, emozionarsi con noi, davvero. Loro che ci hanno sostenuto tutto l'anno, nonostante magari alcune prestazioni in casa siano state a volte un po' deludenti. Però questo è il riconoscimento, che è il minimo che insomma noi potevamo fare, e regalare questa gioia, quindi siamo molto soddisfatti anche per questo. Stasera per te anche il premio VIP, ti chiedo un pensiero su questa serata, su questo riconoscimento. Io ero molto molto emozionata già dall'inizio, perché sai, quando si finisce una stagione e la vivi in un certo modo e completi quindi un ciclo, no? Sentivo proprio tanta emozione dentro di me, perché comunque mi sono affezionata tanto alle persone, tanto ai bambini, davvero c'è un clima molto familiare, quindi ci sono stata dentro e quindi l'ho vissuta veramente appieno e la vivo appieno, quindi è stata una serata davvero ancora più emozionante ed è, ripeto, un privilegio per me aver ricevuto questo premio, quindi aver ricevuto tutti questi voti anche da parte delle persone. Vuol dire che credono in me, vuol dire che hanno riconosciuto in me qualcosa, o dal punto di vista umano, gestistico, tecnico, insomma vuol dire che ho lasciato qualcosa, quindi mi porto a casa questo onore per me di aver lasciato qualcosa alle persone che mi hanno dato un voto, cioè che mi fanno i complimenti ogni volta, quindi davvero sono delle motivazioni grandi per noi atlete, che a volte ci lasciamo anche sfuggire come se fossero scontate certe cose, però non è scontato, non sono scontati gli sguardi dei bambini che vengono ad abbracciarmi e sono entusiasti, insomma tutto questo fa parte del privilegio di essere atleti e di quello che noi possiamo trasmettere alle persone, quindi sono ancora davvero molto emozionata e colgo l'occasione insomma per ringraziare ancora tutte le persone che erano qui a vederci e che ci hanno sostenuto tutto l'anno. Sì, è storia qua che le partite si siano decise gli ultimi minuti. Purtroppo sembrava, non dico in controllo, però avevamo costruito un piccolo margine. Abbiamo smesso di giocare, secondo me abbiamo giocato troppo presto col tempo e poi ovviamente quando è la squadra attaccata la palla incomincia a scottare, incomincia a pesare, scelte sbagliate e niente, la partita l'hanno vinta loro, meritatamente alla fine. Beh, adesso stagione regolare chiusa, quindi fa male questa sconfitta, però è inutile star lì a rimuginare troppo, perché tra pochissimo gioca la Coppa Italia a casa nostra e niente, dobbiamo essere pronte lì con la testa e fare una prestazione importante. Ci crediamo e abbiamo un po' di giorni per prepararla, sicuramente saremo concentrate per quello.